Proclamato lo stato di agitazione ed indetta un'assemblea permanente. Protagonisti gli studenti dell'IP Enrico Fermi di Agrigento, che oggi hanno manifestato per denunciare l'incresciosa situazione che coinvolge l'istituto. Gli alunni, il personale ATA e il collegio dei docenti contestano le disattese risposte sul reperimento delle aule e l'inefficienza degli organici istituzionali preposti alla risoluzione del problema della scuola. È dal mese di febbraio che è chiuso il padiglione D e dopo 8 mesi gli alunni sono costretti ad una turnazione che lede il loro diritto allo studio. Sotto accusa la provincia che non ha ancora risolto il problema e stamani con in testa il dirigente Casalicchio dinanzi alla sede di Piazza Vittorio Emanuele in molti hanno sostato per protesta e per dire basta a questa situazione. La scuola è iniziata da un mese e non ha ancora risolto il problema che nasce l'11 febbraio del 2011, quindi 8 mesi. Dire che è una cosa scandalosa è il poco che si può dire, perché dopo 8 mesi siamo ancora a fare le turnazioni, non sappiamo se hanno fatto un bando per reperire i locali, non sappiamo se hanno messo mano al padiglione D. I ragazzi sono esasperati, siamo in un problema di ordine pubblico generale. Qui ci sono tutti i docenti e il personale ATA che ieri hanno deciso di denunciare alle autorità tutto quello che sta succedendo all'IPIA di Agrigento. È scandaloso, semplicemente è scandaloso che siano dei ragazzi che non riescono a trovare i locali che secondo noi ci sono e ce ne sono a sufficienza. Le proposte che ci hanno fatte sono indecenti, per cui speriamo che questa sia la volta buona, perché ripeto viviamo uno stato di grande precarietà dove ci sono adolescenti e dove c'è un problema di responsabilità immensa. Invito personalmente e pubblicamente il Presidente della Provincia a volere trovare una degna soluzione per un istituto che attualmente è punto di riferimento per oltre 1000 ragazzi. 1000 ragazzi, per cui è un problema che va risolto al più presto. Noi abbiamo più volte sollecitato a trovare le soluzioni che abbiamo già indicato e lo ripeto ancora perché le soluzioni ci sono. Vogliamo che ci ospitino dove ci sono le aule e ce ne sono a sufficienza, evitando che si facciano delle contrapposizioni tra le scuole che noi non vogliamo. Nonostante le continue sollecitazioni del preside, niente si è mosso e nessuno ha fatto niente. E quindi adesso stiamo cercando di rimboccarci le maniche e fare una protesta costruttiva che possa comunque aiutarci a rimediare questo problema.